I misteri di Via dell'Amorino. Cosa racconta questo libro? Racconta la storia di un uomo per bene, Cristiano Lobbia, che era di Asiago, sul altopiano, e che ha fatto un po' tutte le campagne garibaldine a fianco di Giuseppe Garibaldi, e che credeva nell'Italia, che era innamorato dell'Italia e che è stato tradito dall'Italia. Stella assomiglia a questo personaggio? Ma non lo so, è qualcosa che forse può unirmi a lui, che era molto più grande di me, ovviamente, è il fatto che tutti e due abbiamo, cioè io ho un'idea alta della vita, cioè la vita merita di essere spesa su cose serie, e lui era così, cioè lui ha dedicato la vita alle cose in cui credeva e poi è rimasto tradito in tutto ciò che sognava, nei suoi sogni, nelle sue speranze, nelle sue aspettative. Però sono sicuro che lui alla fine, anche se va a morire di crepacuore a 50 anni, lui sa di aver fatto il suo dovere. E fare il proprio dovere è una buona ragione per vivere. Fare il proprio dovere, so, uno la sera dice ho fatto quello che dovevo fare e, e ti basta. E devo dire che purtroppo questo discorso invece non lo fanno tantissimi, tanti danno la precedenza ad altre cose. Di Firenze capitale, di un mondo politico affaristico e corrotto. Ieri e oggi cosa è cambiato in realtà? Beh, la cosa che amareggia è proprio quella che è cambiato molto poco. Ecco, diciamo che rispetto a allora, insomma, la storia di Via Lamorino ha un contorno di una dozzina di morti misteriose che, che insomma, oggi forse sono meno frequenti. Ecco, difficile che oggi intorno a un affare di politica ci sia una catena di morti come quella. Però è l'unica vera differenza, perché per il resto, certo, oggi i parlamentari hanno il cellulare, allora no, oggi c'è l'iPad, allora no, però per il resto è tutto molto simile. Anche l'idea che noi abbiamo, per cui una volta non erano informati o comunque sapevano le notizie con grande ritardo, cioè non è così. Quando una notizia partiva, grazie anche già ai mezzi di allora, il giorno dopo c'era su tutti i giornali, non era un giorno, era un giorno e mezzo nelle parti più lontane, però insomma la gente era informata, sapeva e c'era un'opinione pubblica che partecipava anche allora. Lei è anche amico di Beppe, cosa pensa del ciclone Grillo? Ma lo dicevo prima, cioè, io conosco lui da tantissimi anni. Nel 1996, non mi pare 96, gli avevo fatto un'intervista e la prima domanda era: quando è che metti su una setta? E il titolo di quel 7, perché era per il giornale 7, sicuramente del Corriere, il titolo di 7 era quasi quasi mi faccio una setta, e poi il catenaccio diceva parla Beppe Grillo, il guru. Ora si è realizzato tutto e uno dice Madonna, l'avevamo indovinata. Era chiaro che il percorso di Grillo sarebbe stato questo. Quello che mi dispiace, lo dico davvero con amicizia, è che lui abbia buttato via all'inizio un'occasione storica, perché in quel momento con la politica sotto shock, insomma, lui avrebbe potuto far nascere un governo che facesse davvero le riforme.
invece è andato a impegolarsi con un sacco anche di cose secondarie che non sono così importanti. E ho sbagliato. Ha sbagliato, quello che dovrebbe farlo, non dovrebbe farlo dormire di notte, che forse non gli ricapita. Lui confida nel fatto che i partiti continuino a sbagliare e facciano tutti gli errori possibili e immaginabili, e può darsi che sia così. Se però niente niente già si trovasse contro Renzi invece che contro qualche vecchia cariatide, insomma, per lui può essere dura.